Al via ieri sera a Seccagrande di Ribera la nuova edizione del Pizza Fest, una 4 giorni di musica, spettacolo, intrattenimento, degustazioni di pizza. Ad aprire la rassegna il grande Renzo Arbore e la sua orchestra italiana che ha registrato il tutto esaurito, così come è stata apprezzata la pizza, regina dell'evento. Stasera appuntamento con Bianca Azzei, domani con i ricchi e poveri, domenica si conclude con Enrico Ruggeri, soddisfatto il sindaco Carmelo Pace. Comunque è un'organizzazione di un evento importante, tanti comuni non fanno nulla per ristrettezze economiche, Ribera insomma è arrivato all'8ª edizione, quindi Pizza Fest, economia, divertimento ma anche cultura. Gli altri comuni assieme alla stessa stregua di Ribera soffriamo delle ristrettezze economiche, il comune di Ribera non è ricco, non è in dissesto finanziario ma non è ricco, ma tutto quello che noi abbiamo realizzato in questi 8 anni o comunque in queste 8 edizioni del Pizza Fest non è merito di Carmelo Pace e dell'amministrazione che rappresento, ma è merito dei tanti sponsor. Gli sponsor ci credono, alcuni li andiamo a cercare noi francamente, altri ci cercano perché vogliono investire su questo marchio, e se oggi ci possiamo permettere di avere Renzo Arbore assieme a tutto quello che ho già citato è perché ci sono sponsor che si fanno carico di sostenere dei costi importanti per noi. Apprezzato dal pubblico Renzo Arbore e la sua orchestra italiana, oltre 2 ore di concerto dove il grande musicista, ambasciatore della canzone italiana nel mondo, ha eseguito i classici del suo repertorio napoletano e non. Sapevo che l'Italia era il paese più bello del mondo, ma non ero sicurissimo, ho dovuto girare tutto il mondo con l'orchestra italiana, perché ho detto quando torno voglio essere sicuro che l'Italia è il paese più bello del mondo. E quindi con questa scusa ho portato i miei meridionalacci napoletani dappertutto, dalla Russia all'Australia, dall'America, Nord America al Sud America, dal Nord Europa, da Spagna, Francia, dovunque. Quando sono tornato adesso posso dire con certezza che l'Italia è il paese più bello del mondo. E tra le cose più belle dell'Italia c'è la Sicilia, che non si può dire. Quando si viene qua si respira un'altra aria, un'aria meravigliosa, antica e moderna nello stesso tempo, odorosa di tante cose. Dice che non è felice, capo via come fa pace, ma io mi sto gustando a libertà. Che la, che la, ma dice una buona sta. Spera cama, faccio sangue male. Renzo Arbore qui a Ribera, Seccagrande, cosa ci proporrai? Io vi proporrò, sarebbe bello cantare le arance, perché ci sono le vecchie canzoni per le bimbe innamorate, arance comprate, hanno il magico sapore di un bacio d'amore. Queste sono canzoni che mi ricordo io della mia infanzia. No, faremo un concerto collaudato e insomma stiamo anche con delle invenzioni che non abbiamo fatto in altri posti, insomma come avete visto abbiamo provato qualche canzone che di solito non fa parte del nostro repertorio, ma non la facciamo mai, eppure la dovremmo fare in televisione domenica in probabilmente, e quindi abbiamo approfittato di Ribera per provarla. Poi naturalmente un po' di swing, un po' di canzoni della televisione, visto che con Indietro tutta Trenta e lode, con Frassica e Andrea De Logu hanno già fatto una replica della replica della replica della replica, quindi queste canzoni qua, un po' di ricordi dei miei viaggi, delle mie stupidaggini, questo è il concetto che aspetta a Ribera.